Tra Luigi Cancrini, fondatore del Centro Studi di Terapia Familiare. E allora vi lascio in compagnia dell'approfondimento firmato da Marco Lapicca, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e un buon inizio di settimana. Arrivederci. Il tema dell'infanzia infelice è stato affrontato nei giorni scorsi a Cagliari nel corso di un convegno organizzato dalla Domus de Luna, fondazione Onlus impegnata da anni nei progetti per la tutela dei minori. È l'appuntamento mensile organizzato dalla Fondazione Domus de Luna, un ciclo di incontri per discutere e confrontarsi sul come intervenire oggi e ora sui traumi e ferite che condizionano uno sviluppo sano ed equilibrato di bambini e ragazzi vittime di incuria, maltrattamenti e abuso. Ospite della Fondazione lo psichiatra e psicoterapeuta Luigi Cancrini, che ha parlato di adozione e della difficoltà nel percorso di preparazione dei futuri genitori. Un bambino che viene adottato è sempre un bambino che ha vissuto, io dico, un'infanzia infelice, cioè che si porta appresso dei traumi che si ricollegano poi alla formazione della sua identità e che le famiglie che adottano dovrebbero sapere questo, essere preparate e ragionare sempre sul fatto che l'adozione è un innesto, non è un bambino loro, è un bambino che ha una sua storia che fonde con quella della loro famiglia e che, diciamo, al termine è un individuo complesso a cui loro hanno dato un grande aiuto, che io dico terapeutico. All'incontro hanno partecipato anche l'assessore regionale della sanità Simona De Francisci e il direttore generale delle politiche sociali della regione Sardegna Cinzia Laconi. Quello che è importante fare è intanto sostenere ovviamente quelle che sono le associazioni che lavorano con l'infanzia. Ci sono bambini fortunati, ci sono bambini che lo sono di meno. La tutela del minore naturalmente deve riguardare tutti, ma è indubbio che le istituzioni devono mettere in campo tutte quelle che sono le azioni per tutelare a maggior ragione i bambini, i ragazzini, i minori in generale che sono meno fortunati. Quindi noi all'interno di un disegno di legge che porteremo tra poco in giunta, che riguarda più in generale la famiglia, abbiamo inserito degli articoli, un articolo che è interamente dedicato al minore, con due proposte che sono interessanti e che vanno davvero nella direzione di sostenere e aiutare gli operatori e i minori. Innanzitutto il reddito zero, che è la possibilità di dare accesso a diversi servizi gratuitamente ai minori che sono ospitati nei centri di accoglienza, nelle case famiglia. Parlo del ticket sanitario, parlo della mensa scolastica, dei libri di testo, quindi quelle che sono misure assolutamente direi fondamentali. L'altro aspetto è l'anagrafe protetta, anche su questo stiamo lavorando, è assolutamente importante che ci sia una messa in rete di tutti quelli che sono i soggetti che si occupano di minori per avere una fotografia aggiornata di quella che è la mappa dei minori che risiedono nelle case famiglia e soprattutto quelli che sono gli interventi che vengono fatti. Queste sono le misure. L'altro aspetto importante è il regolamento delle strutture, anche questo è particolarmente atteso dagli operatori che lavorano con i minori e siamo in grado tra qualche settimana di perfezionarlo e portarlo all'attenzione della Giunta. Sono provvedimenti che vanno davvero nella direzione di sostenere il minore, soprattutto il minore meno fortunato. Domus de Luna è una fondazione Onlus che opera in Sardegna con 4 comunità di accoglienza e cura dedicate alla tutela di minori fuori famiglie e madri con bambino. È nota anche per gli interventi con i ragazzi delle scuole nei campi Rom al carcere minorile. In questo posto, all'ex mercato civico di Santa Teresa di Pirri, dove insomma fino a qualche mese fa si faceva ben altro, è un piacere, un orgoglio avere oggi Cancrini, qualche giorno fa Lorna Smith Benjamin e ogni mese persone importanti, persone belle a fare discorsi che sono profondi, interessanti e che parlano dei nostri ragazzi pensando a quello che sarà il loro futuro e che è anche il nostro futuro. Vuoi sollecitare? Io le istituzioni pubbliche ho grandi difficoltà a sollecitarle, però insomma ci provo sempre. Penso che fare cultura nel senso più concreto del termine, cioè parlare di temi che difficilmente sono affrontabili